Stamane riprese le ricerche della donna scomparsa nel nulla tra Cornuda e Maser da 10 giorni. Il compagno cinquantenne trovato suicida. Nel pomeriggio vertice sulle indagini. 20 anni all'ex carabiniere, 18 alla sua compagna. Ieri la condanna in primo grado per la coppia ritenuta responsabile del delitto di un 60enne barista ucciso in Polesine lo scorso anno. Dal 12 al 15 dicembre sciopero della sanità veneta perché alla 3 giorni dei dottori di base ora si aggiunge anche lo stop degli ospedalieri. Disagi in arrivo. Via libera al fondo da 50 milioni per il ristoro dei risparmiatori traditi dalle banche, comprese quelle venete, ma è già polemica sulla esiguità della cifra rispetto a quanto perso. Paura ieri sera per un incendio che ha colpito l'abitazione di Meolo. I vigili del fuoco riescono a evitare che il rogo si propaghi alle case vicine. Il numero di cellulare e l'indirizzo mail finiscono a sua insaputa in un sito hard amatoriale. Cinquantenne professionista vicentino subissato di chiamate esplicite, scatta l'indagine della polizia postale. Arte contro la violenza e la violenza sulle donne in particolare, opere in mostra, Zero Branco. Tra gli artisti anche uno scultore non vedente che conduce i visitatori in un nuovo modo di sentire l'opera d'arte. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che, come avete visto e sentito dai titoli, si occupa in primo piano della cronaca e della cronaca di quello che è ancora un giallo sempre più fitto, il giallo che si dipana tra Cornuda e Maser, con il suicidio di un cinquantenne e la scomparsa nel nulla della compagna. Questa mattina riprese le ricerche di questa donna, nel pomeriggio un vertice per fare il punto della situazione sulle indagini. Sono riprese questa mattina sulla Forcella Mostaccin le ricerche di Sofia Melnik, la 43enne ucraina di cui non si hanno più notizie da una decina di giorni, da quando il compagno Daniel Pascal Albanese, 50 anni, ne aveva denunciato la scomparsa. Pochi giorni dopo l'uomo si sarebbe tolto la vita nell'abitazione di Cornuda in cui viveva con Sofia. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo la sorella. Accanto al cadavere sono stati trovati alcuni biglietti lasciati da Daniel, nei quali avrebbe fatto riferimento proprio alla scomparsa della compagna, ma i contenuti esatti restano chiusi nel massimo riservo. Ieri mattina, poco dopo le 10, a Masera ai piedi del Mostaccin viene recuperata la Mercedes di Sofia, ritrovamento che fa scattare le ricerche della donna, sospese in tarda serata e riprese stamane in una vasta area di circa 40 km tra Maser, Cornuda e Montebelluna. Nel pomeriggio in prefettura vi sarà un tavolo tecnico per coordinare le operazioni. Con il passare delle ore il giallo si infittisce, le ipotesi sul tavolo degli investigatori sono molteplici, ma soprattutto ci si chiede dove sia Sofia, chi abbia lasciato l'auto in quel punto. Dalle prime informazioni sembra infatti che Daniel domenica sera abbia raggiunto i 3 comuni e poi lasciato la Mercedes dove ieri è stata trovata. Ma se così fosse, ci si chiede ora come sia riuscito a tornare a casa. Come detto nel pomeriggio un tavolo, un vertice tra le forze dell'ordine non solo per coordinare le ricerche, pur non escludendo altre ipotesi di indagine. Gli investigatori intendono accertare innanzitutto la presenza o meno della donna nella zona perlustrata, inserendo quindi fra le possibilità anche l'epilogo violento nei rapporti interni alla coppia. Nelle ricerche sono coinvolti, come abbiamo visto, anche volontari della protezione civile. Secondo quanto riferito dai carabinieri, per ora in ogni caso nella casa dell'uomo e nell'automobile della donna non sarebbero stati trovati elementi oggettivi tali da indicare in via preferenziale la pista di una aggressione ai danni della persona scomparsa. Da un giallo a invece a un delitto risolto, almeno secondo la magistratura e secondo una condanna in primo grado, il delitto del Polesine dello scorso anno, un 60enne trovato cadavere sulla golena del Po, ieri la condanna per una coppia. 2 colpi di pistola con una Mauser semiautomatica calibro 7,65 al corpo e al viso. Il cadavere lasciato sulla golena del Po, a Garofalo di Canaro. È un giallo durato appena una settimana, il tempo per gli inquirenti di bloccare quella che hanno sempre considerato una coppia diabolica. Salvatore Ciammaichella, ex carabiniere, e la compagna Monica Desole. Ieri entrambi sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato, 20 anni per lui, 18 per lei, ritenuti responsabili del delitto nel quale fu ucciso il 60enne Antonio Piombo, barista di Ceregnano che lavorava al bar della stazione di Padova, trovato cadavere il 28 maggio 2016. Una storia di terribile avidità, secondo gli investigatori, quei carabinieri che all'epoca si trovarono ad arrestare un loro collega. Omicidio volontario con rapina e uso indebito di carte di credito, presa alla vittima.
Una rapina nel sangue, e a questa condanna per l'ex militare si uniscono 4 mesi di arresto per violazione della normativa sulle armi. Riconosciuta inoltre una provvisionale di 160.000 euro, mentre il risarcimento del danno per le parti offese verrà stabilito in sede civile. Poco dopo il delitto, Ciammaichella venne immortalato dalle telecamere a Guardia Veneta mentre scendeva dalla Fiat Punto di Piombo. A seguirlo, lungo il tragitto, la Peugeot 307 a lui intestata, ma guidata dalla compagna. Successivamente Ciammaichella risulta aver chiesto informazioni in un'armeria a Mirandola, nella Bassa Modenese, per vendere una pistola. Altro indizio di colpevolezza, l'interessamento di Ciammaichella di voler dipingere di bianco la sua Peugeot grigia e la richiesta di informazioni a un collega delle forze dell'ordine per avere dei passaporti per andare in vacanza in Messico. I legali di Ciammaichella e Desole intendono ricorrere in appello. Le motivazioni della sentenza sono attese entro 90 giorni. Sanità ora in primo piano perché tra il 12 e il 15 dicembre ci sarà un vero e proprio sciopero nella sanità veneta, perché alla 3 giorni, come sappiamo, confermata di protesta dei medici di base, ora si aggiunge anche lo stop degli ospedalieri. Rischio paralisi della sanità veneta a metà dicembre, perché alla 3 giorni di stop dal 13 al 15 annunciata nei mesi scorsi dai medici di base contro la mancata attuazione, secondo i camici bianchi, delle politiche territoriali da parte della Regione Veneto, ora l'ufficializzazione dello sciopero dei colleghi ospedalieri il 12 per il rinnovo contrattuale. La protesta di questi ultimi va su 2 fronti. Da una parte contestano all'esecutivo la diminuzione dei finanziamenti per la sanità, con le conseguenze legate a prestazioni a rischio, organici insufficienti e turni di lavoro massacranti. Sull'altro fronte lo scontro con la Regione Veneto per i fondi trattenuti da alcune USL che dovevano invece finire in busta paga agli ospedalieri. Dunque dal 12 al 15 dicembre sciopero dei medici, e se c'è qualche spiraglio che la trattativa tra condotti e regione possa riaprirsi, poche speranze ci sono che la serata degli ospedalieri venga sospesa. Intanto nell'avvertenza che riguarda proprio i dottori dei nosocomi arriva un'importante vittoria. Una sentenza della Corte d'Appello di Venezia ha infatti dato ragione ad un gruppo di dottori di Pieve di Cadore che avevano chiesto che l'USL retribuisse come ore straordinarie quelle aggiuntive alle 38 settimanali previste dal contratto, eseguite per coprire i turni di lavoro in pronto soccorso. Ed ora le banche, perché nella notte c'è stato il via libera della Commissione Bilancio del Senato, l'istituzione di un fondo con 50 milioni in 2 anni per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto relativo ai bond emessi dalle banche. L'emendamento a prima firma del senatore Giorgio Santini è passato senza voti contrari, è stato riformulato precisando che il ristoro andrà ai risparmiatori delle 4 banche poste in risoluzione e delle 2 banche venete in amministrazione coatta amministrativa. Per accedere a altra modifica, il danno dovrà essere riconosciuto con sentenza passata in giudicato davanti all'arbitro. Dunque 50 milioni in arrivo, ma polemica già politica prima di tutto sulla cifra, sull'esiguità della cifra. Il governo continua a beffarsi dei risparmiatori, dicono Paolo Tosato, Enrica Stefani, Paolo Arrigoni della Lega Nord. 50 milioni non basterebbero nemmeno per i soli correntisti truffati dalle 2 banche venete. Per archiviare questo vergognoso capitolo, continuano gli esponenti della Lega Nord, serve almeno 1 miliardo. Dunque la polemica che è destinata a continuare anche sulla cifra dei 50 milioni. Adesso a Padova con le immagini del figlio di dottor Rina, Salvuccio Rina, che ha lasciato Padova ieri scortato dalla polizia a destinazione Abruzzo. Sorride beffardo, quasi un ghigno, mentre i poliziotti lo accompagnano fuori dalla questura. Jeans strappati, piumino nero e pashmina rossa bordeaux. Salvuccio Rina da ieri sera non vive più a Padova, fine della libertà vigilata. Ora dovrà trascorrere il suo tempo in una casa lavoro a Vasto in Abruzzo, una struttura destinata, come spiega il sito del Ministero di Giustizia, a internati per reati di associazione mafiosa o camorristica che stanno insieme a detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche. Festini a base di droga, acquisti di cocaina e incontri con pregiudicati registrati dai poliziotti dello SCOL, Servizio Centrale Operativo, hanno caratterizzato questi anni di vita a Padova del figlio del boss dei boss. Molte le violazioni degli obblighi, addirittura una mattina all'alba è stato sorpreso mentre accompagnava la fidanzata alla navetta per l'aeroporto. Insomma una doppia vita. Rina Junior era arrivato nella città del Santo nell'aprile del 2012 dopo aver passato alcuni anni in carcere per una condanna per associazione delinquere di stampo mafioso. La bella vita padovana ora però è finita e per lui inizia un nuovo percorso in Abruzzo. Per gli inquirenti in questi anni non ha perso la sua indole e il suo comportamento.
A Meolo ora ancora con la cronaca nel veneziano per un incendio in un'abitazione. È stato con tutta probabilità un cortocircuito a causare l'incendio che ha interessato una casa a schiera in via Don Minzoni a Meolo. L'allarme è scattato attorno alle 18 quando, rientrando a casa, i proprietari hanno visto fumo uscire dalle finestre. Una volta aperta la porta, l'ossigeno ha scatenato la fiammata e il fuoco si è presto sviluppato all'interno dell'abitazione. 2 squadre dei vigili del fuoco di San Donà hanno lavorato per evitare che le fiamme si propagassero alle altre abitazioni attigue. Provvidenziale è stato l'aiuto dato ai proprietari dai vicini di casa che prima dell'arrivo dei pompieri sono riusciti a scaricare degli estintori all'interno dell'alloggio abbassando le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, mentre i danni si presumono ingenti. Ed ora le immagini di un grave incidente avvenuto la scorsa notte intorno alle 23:30 a Sona, siamo nel Veronese. Uno scontro frontale tra 2 autovetture. Giunti sul posto i pompieri e i vigili del fuoco che hanno poi girato queste immagini hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i 2 conducenti delle autovetture rimasti incastrati a seguito appunto del terribile impatto frontale tra le 2 vetture. Successivamente i 2 feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari presenti sul posto e si è provveduto a mettere in sicurezza lo scenario per permettere anche i rilievi delle forze dell'ordine da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Adesso a Venezia, in centro storico, paura per un anziano aggredito e rapinato in campo Bandiera e Moro, appunto a Venezia. Gli hanno puntato una pila contro, poi l'hanno spinto a terra approfittando dell'età avanzata. Vittima della vicenda Virgilio Boccardi, 89enne, scrittore ed ex caporedattore Rai, che si trovava in campo Bandiera e Moro verso le 20 di martedì sera a Venezia. I ladri, col volto coperto da un cappuccio, sono fuggiti dopo avergli rubato il portafoglio nella tasca del cappotto. Con ogni probabilità l'uomo è stato seguito da uno dei 2 rapinatori, ricevendo manforte da un complice. Ad una prima richiesta di denaro l'89enne ha dato ai malviventi alcune monete che ha raccattato in casa, un gesto sufficiente a far scattare l'ira dei 2 che l'hanno scaraventato a terra e poi se la sono data a gambe levate con la refurtiva. Lui ha urlato a gran voce attirando l'attenzione di un passante che si stava avvicinando dall'altra parte del campo. A quel punto i ladri non hanno potuto far altro che dileguarsi per le calli. La cronaca giudiziaria ci porta a Padova perché continua il processo a carico di Mary M, la giovane di Arzer Grande, accusata di terrorismo internazionale di cui non si hanno più notizie da oltre un anno. Dalle indagini e dal processo non sono emersi illeciti, al massimo un pensiero non condivisibile. Al processo per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale a carico di Mary M. Reilly, la difesa ha risposto così alla richiesta di condanna a 5 anni formulata dal pubblico ministero. Sempre secondo la difesa non ci sarebbe prova che la 22enne di Arzer Grande sia arrivata in Siria. Le tracce si fermerebbero in Turchia, la sentenza è prevista il 12 dicembre. A Treviso adesso parliamo di migranti, di profughi, vi ricorderete, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale di Treviso più volte, la vicenda dei profughi che dormono nel park della cittadella delle istituzioni a Lappiani, a 2 passi dal centro di Treviso, una situazione che continua, è continuata nonostante gli interventi. Allora il Comune chiede di poter chiudere con un cancello quell'area. Un cancello per impedire ai profughi di utilizzare il parcheggio dell'area Appiani come dormitorio. È quello che la Giunta di Treviso ha chiesto alla polizia di installare nel park della cittadella delle istituzioni per mettere fine all'accampamento di una quarantina di stranieri, per lo più afghani, con lo status riconosciuto di profughi, che usciti dai percorsi di accoglienza non sanno dove andare e utilizzano come tetto il parcheggio interrato di questura e guardia di finanza. Una situazione che va avanti da mesi e che viene ormai ritenuta insostenibile. Nel tempo si sono susseguiti sgomberi, controlli, nuovi sgomberi, ora la decisione: chiudere l'accesso al parcheggio con un cancello o delle sbarre per impedire ai senza tetto di accedervi, costringendoli a cercare una nuova sistemazione. Le modalità sono allo studio: consentire la fruibilità dell'area e contemporaneamente evitare che i rifugiati vi accedano non è semplice, così come non sarà facile trovare, con l'inverno ormai arrivato, un'alternativa per non rimanere a dormire in strada. Nel Vicentino ora con la vicenda di un 50enne professionista che si è visto arrivare tantissimi messaggi e sms a carattere molto esplicito sessuale. Perché? Perché il suo numero di cellulare e il suo indirizzo mail erano finiti a sua insaputa in un sito hard.
Una burla o una sorta di vendetta? Sta di fatto che per un noto professionista di Recoaro la sua vita è diventata a luci rosse trasformandosi in inferno. Telefonate e messaggini dal tono inequivocabili, inviti espliciti per fare sesso a pagamento. Peccato però che lui a 50 anni suonati, padre integerrimo e marito devoto, non ne sapesse nulla. Stanco di rispondere alle chiamate si è rivolto alla polizia postale che ha aperto un'indagine. Nome e cognome del professionista, mail e numero di telefono erano stati pubblicati in serie in un noto sito di foto e video pornografici per Playboy, dove tra l'altro si definiva grande amatore pronto a nuove esperienze. Peccato che, come dicevamo, il professionista ne fosse ignaro. Adesso sarà compito della polizia capire chi gli abbia teso una trappola. Quello che è certo però è che per il, diciamo così, burlone la beffa potrebbe costare cara. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della vicenda, dell'inchiesta, la nostra inchiesta sulla ecografia al seno, che non è più mutuabile per una delibera regionale, e quindi dopo aver sentito tante donne, tante pazienti e le associazioni che combattono per una prevenzione giusta, una prevenzione anche che non sia dispendiosa per le donne, la battaglia è stata fatta propria anche dai sindaci. Una diagnosi corretta e tempestiva può salvare la vita. Far tornare mutuabile l'ecografia al seno è una battaglia per il diritto alla salute lanciata dalla nostra emittente trasversale, se è vero, secondo gli ultimi dati, che il carcinoma alla mammella ha un'incidenza in aumento. Al momento è garantita sotto i 50 anni la sola mammografia, un esame che però soprattutto nelle donne giovani non assicura una diagnosi certa. Il tema della prevenzione è sicuramente un tema molto importante ed è la causa principale, diciamo, di molte vite che vengono salvate. Purtroppo le stringenze economiche hanno fatto fare dei tagli molto forti sia a livello nazionale e a cascata anche a livello regionale, però su alcune tematiche che coinvolgono larghe fasce di popolazione, sicuramente come lo screening al seno, sarebbe opportuno che ci fosse un intervento per fare alcuni ripensamenti. Attiene una delibera comunale per rendere l'ecografia mutuabile e alzare la soglia d'attenzione sulla questione, è stata approvata all'unanimità. Io spero che Tiene diffonda questa delibera non solo nel comune del Vicentino ma anche nel comune del Padovano, e potrebbe essere sicuramente assunta da molte amministrazioni comunali, perché è un tema importante ed è giusto portarlo alla ribalta a chi di dovere. Arte contro la violenza, opere in mostra a Zero Branco con un percorso anche particolare. In nome dell'uomo, quando anche l'arte contemporanea entra nella lotta contro la violenza sulle donne, ma non solo, una mostra singolare, quella allestita a Villa Guidini a Zero Branco, dove 16 artisti, con modalità diverse, dicono no alla violenza e propongono anche un momento di riflessione sociale e culturale. Di fronte a tutte quante le scene di violenza che ormai ci passano davanti e alle quali siamo praticamente quasi anestetizzati, la riflessione è appunto questa: l'umanità, l'uomo con la U maiuscola, si prende la responsabilità di firmare nel suo nome tutto questo scempio oppure dice no alla violenza? Fra gli artisti anche Felice Tagliaferro, scultore non vedente, che conduce i visitatori in un modo nuovo di sentire l'opera d'arte. Le persone quando toccano le sculture con la mia mano che le guida si muove l'emozione, quindi si coinvolgono molto di più che non guardando solo. Guidata da lui è stata un'emozione enorme. In nome dell'uomo è un progetto d'arte contemporanea per dire no alla violenza realizzato grazie al sostegno della Commissione Intercomunale Pari Opportunità e di comuni di Casale sul Sile, Casier, Preganziol e Zero Branco. In nome dell'uomo chiede proprio all'uomo di diventare un uomo nuovo e dirlo e stimolare con un percorso di arte contemporanea dei ragazzi a diventare degli uomini e delle donne nuove è un messaggio la cui centralità è chiara e lampante. Volontariato trevigiano in festa nel prossimo fine settimana.
Un piccolo esercito di volontari, ben 9.500 distribuiti in 350 associazioni, 9 milioni di euro spesi per finanziare 1.610 progetti. I numeri testimoniano lo sforzo compiuto nei suoi 20 anni di vita dal Centro Servizi Volontariato di Treviso, che sabato festeggerà il traguardo con una lezione magistrale a Palazzo Giacomelli e una performance teatrale in Piazza Santa Maria dei Battuti. È un valore aggiunto, creano veramente con i fatti e non con le parole comunità, quindi sono una realtà assolutamente da sostenere e è bello festeggiare insieme a loro, a Santa Maria dei Battuti, i loro primi 20 anni per un futuro ancora più rigoglioso. Il trasporto di disabili e anziani ai presidi sanitari sempre più sparsi, il laboratorio scuole e carcere minorile, i centri di sollievo Alzheimer, l'Università del Volontariato, solo per citare alcuni progetti messi in campo, con il Centro Servizi che si prepara per il futuro ad affrontare la sfida della riforma del terzo settore e anche quella dei finanziamenti dimezzati in questi anni dalla crisi delle fondazioni bancarie. Il problema di finanziamento è un problema centrale, però come ho detto prima in altra occasione siamo anche convinti che, visto il valore che il volontariato ha nel nostro paese e anche nella nostra regione, non mancheranno quelle risorse che consentono di svolgere le attività in favore dei cittadini. Ma c'è un altro fronte che preoccupa chi nel volontariato lavora da sempre. Il problema dei giovani è un problema che ci preoccupa, perché tutte le statistiche del volontariato dimostrano che i volontari sono prevalentemente avanti con gli anni, dai 45 anni in su, quindi c'è un mondo che in qualche modo dobbiamo sollecitare a impegnarsi e vorremmo impegnarli nella nostra provincia, particolarmente nei settori nei quali l'associazionismo adesso del volontariato non è molto presente. Si tratta della cultura, ma forse questo lo recuperiamo con le APS, e si tratta dell'ambiente. Il Natale a Treviso, gli eventi, le prossime manifestazioni, protagonisti di ore 13 fra pochissimo dopo il telegiornale, con in studio Paolo Camolei, assessore alle attività produttive del Comune di Treviso, Luigino Tesser di Confartigianato Treviso, Lia Camarotto, presidente Federcasalinghe e Mammart. A 20:10 questa sera Mario Conte, candidato sindaco per Treviso per la Lega Nord, Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso, e quindi politica e amministrative in primo piano. Vi lascio le previsioni del tempo, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Molte nubi e tempo instabile sulle nostre regioni, con qualche pioggia e nevicate in montagna. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà coperto su tutto il territorio regionale con precipitazioni diffuse, localmente anche moderate. Neve sulle Alpi sopra i 700-900 metri circa. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori notturni attesi invece tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Cielo molto nuvoloso anche su questa regione, con precipitazioni diffuse, localmente moderate e nevose sopra i 700-800 metri di quota. Vediamo le temperature. Le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, i valori notturni previsti tra 4 e 8 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo coperto su tutto il territorio con precipitazioni nevose sopra i 400-500 metri, localmente anche a quote più basse. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime saranno attese intorno ai 7 gradi, minime tra 2 e 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti sud-occidentali deboli o moderati sulle zone costiere e forti da sud al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.